È bella la Barbagia, primordiale e vergine come solo poche regioni della vecchia Europa. Il comune viaggiatore non immagina che al di là dei monti color acciaio che si ergono all'orizzonte, sonnecchiano magnifici boschi di querce e castagni e ruscelli dall'acqua freschissima sgorgano dalle rocce. Il territorio del G.A.L corrisponde a quello delle regioni storiche della Barbagia, del Mandrolisai e del Gennargentu. Ha una superficie di 854 km² e una popolazione di oltre 21.000 abitanti, pari all'1,4% della popolazione sarda. L'area comprende 19 comuni della Sardegna centro-orientale e il suo territorio è costituito dall'unione dei comuni Barbagia e dalla comunità montana Gennargentu Mandrolisai. Molti dei comuni dell'area ricadono in aree SIC e ZPS della rete Natura 2000, SIC Montegonare, SIC e ZPS Monti del Gennargentu e SIC Sudemaccioni Tegile. Il territorio è caratterizzato da una vasta area boschiva, costituita tipicamente da lecci. La sughera e la roverella sono numerose nelle aree più interne della Barbagia e del Mandrolisai, mentre i boschi di castagno sono concentrati nelle aree a maggiore altitudine. Il territorio ospita elementi di elevata valenza naturalistica, come le foreste e i monumenti naturali di Girgine a Desulo, Tegile ad Aritzo, Sagrabarissa ad Austis e le splendide piscine naturali di Scadaias a Gadoni. Luogo di attrazione per numerosi visitatori è il lago di Gusana a Gavoi, dove è possibile vivere diverse esperienze. Oltre a quello di Gusana, sono presenti anche i laghi artificiali di Torrei, Benzone e Cuchinadorza. Il territorio è ricco di fiumi, cascatelle e piccoli torrenti, come il Taloro, l'Aratu, il Dino e l'alto corso del Flumendosa. In prossimità dei laghi e dei torrenti della Barbagia e del Gennargentu è possibile praticare, individualmente o in compagnia, diverse discipline sportive, tra cui SUP, yoga, kayak e tante altre. Sono numerosi i percorsi di trekking e ciclo escursionistici che richiamano appassionati da ogni parte della Sardegna, dell'Italia e dall'estero. Nel territorio di Gadoni sono presenti i resti delle attività estrattive condotte fin dalla preistoria nelle miniere di Fontana Raminosa, oggi incluse nel Parco Geominerario della Sardegna. I laghi compresi nell'area G.A.L sono tutti artificiali, derivano da sbarramenti e dighe costruite lungo il percorso dei fiumi. Assolvono al fabbisogno idrico delle popolazioni locali, soprattutto nei periodi di siccità, e producono energia elettrica per cascata da un invaso all'altro. Il lago di Gusana, nel territorio di Gavoi, si forma dalla diga costruita nel 1961 sul rio Taloro. Il lago di Cuchinadorza, tra i territori di Ovodda, Teti e Ollolai. Il lago di Penzone, tra i comuni di Austis, Teti e Olzai. Il lago di Torrei, nei territori di Tonara e Tiana. A valle della diga, lungo il corso del rio Torrei, sorgono antiche gualchiere e mulini, dove con l'aiuto della corrente fluviale un tempo veniva lavorata l'orbace. Attualmente restaurate, queste strutture rappresentano esempi di archeologia industriale unici per il territorio. I laghi presentano fauna ittica e morfologie differenti, perfetti per il carp fishing e per le tecniche di pesca a fondo in generale, con fondali erbosi e digradanti, zone più profonde e rocciose adatte alla pesca a spinning o alle varie tecniche con galleggiante. Tutti i fiumi dell'area, che originano dai monti del Gennargentu, hanno caratteristiche di torrente, sono cioè soggetti a forti variazioni della portata e della temperatura dell'acqua. Queste condizioni particolari hanno favorito lo sviluppo e la diffusione della trota sarda, che un tempo occupava gran parte degli ambienti fluviali della Sardegna. Attualmente la trota sarda sopravvive nelle pozze più nascoste dell'alto corso del rio Taloro e dei suoi affluenti e nei torrenti del Gennargentu, dove è ancora possibile incontrarla. Oltre alla trota macrostigma, nei fiumi sono presenti la trota fario, di origine alloctona, ed esemplari con diversi livelli di ibridazione
che presentano caratteristiche di entrambe le specie. Gli scenari che il territorio offre agli appassionati della pesca in torrente sono suggestivi e selvaggi, caratterizzati da buche, rapide e pozze cristalline dove è possibile praticare le versioni light dello spinning, la pesca a mosca e la pesca con esche naturali, vermi e larve, con o senza galleggiante. Nei vicini centri abitati è possibile usufruire di servizi di accompagnamento e noleggio di attrezzatura, per la conoscenza delle bellezze naturalistiche e dei siti storici, archeologici e culturali del territorio. È bella la Barbagia, primordiale e vergine come solo poche regioni della vecchia Europa. Il comune viaggiatore non immagina che al di là dei monti color acciaio che si ergono all'orizzonte sonnecchiano magnifici boschi di querce e castagni e ruscelli dall'acqua freschissima sgorgano dalle rocce.